Il parco è di tutti, quindi il parco va restituito ai cittadini per le finalità per le quali è stato progettato e realizzato. Vi ricordo che è stato votato all'unanimità, cioè questa città non ha dubbi su che cosa si deve fare qua. Centinaia di persone hanno sfilato per il Parco San Giuliano, formando un lungo serpentone dietro lo striscione Giù le mani dal parco. La camminata di protesta, come è stata ribattezzata dagli organizzatori, ha nel mirino i progetti futuri cui sarebbe destinata una parte di questo spazio verde. Il comune pensa di insediare stabilmente una zona di interporto, quindi trasporto merci su gomma, scambio acqueo su via San Giuliano. Questo è inconcepibile, non è previsto dalla normativa, quindi viola la normativa che prevede per questo parco invece un verde attrezzato. Da parte comunale si parla invece di un complesso programma di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'area occupata dalle imprese di San Giuliano, di ammodernamento e ampliamento delle strutture del cosiddetto polo nautico, di miglioramento di alcune specifiche aree del parco come la zona concerti e il canile e della creazione di una pista ciclopedonale fra la via San Giuliano e il Ponte della Libertà. Da parte dell'opposizione in Consiglio Comunale invece si ribatte ribadendo una richiesta di chiarezza che finora sostengono non è arrivata. Abbiamo fatto una serie di interrogazioni in questi anni, a partire dai lavori malfatti di quest'estate. Dobbiamo ancora ricevere una risposta dopo che sono stata sequestrata un'area, dopo che ci sono state varie proteste e segnalazioni anche agli organi competenti da parte di più associazioni. La situazione appunto è quella che si vede qui alle spalle, quindi ancora la presenza di questi cassoni abbandonati e non sappiamo ancora quando finirà effettivamente il cantiere, quando saranno effettivamente verificate le condizioni che erano state segnalate dai carabinieri forestali, e su questo appunto chiediamo ancora una risposta